Grotte di Oliero. Si conclude qui il nostro Easy Ride, abbiamo visto veramente dei posti spettacolari. Qui ovviamente un posto da visitare con la particolarità del fiume più corto d'Europa che parte, attenzione, da sud e va verso nord. Abbiamo provato durante questo lungo viaggio in più tappe la nuova Ventoux della Stevens, il top di gamma della casa madre tedesca che sponsorizza, lo ricordiamo, anche Wout van Aert, campione del mondo di ciclocross. Per l'occasione abbiamo potuto testare il nuovo super record 12 velocità della Campagnolo, abbiamo visto che è assolutamente un gruppo affidabile sia per affrontare salite molto ripide come quella di Foggia che abbiamo affrontato qualche tappa fa, che per affrontare i normali dislivelli, comunque percorsi abbastanza ondulati, diciamo i mangi e bevi che abbiamo affrontato appunto in questi chilometri. Abbiamo testato anche la nuova sella SMP per quanto riguarda le donne, una formula completamente dedicata alle donne come seduta, e diciamo che siamo stati molto soddisfatti. Io tra l'altro sono anche una mamma, quindi nel post parto ho avuto anche dei problemi a salire in bicicletta. Diciamo che con questa sella sicuramente la seduta è molto comoda. Abbiamo scelto poi anche una presa larga, quella della Ursus, totalmente in carbonio. È una bicicletta senza dubbio molto leggera. Ovviamente io sono una ciclocrossista e quindi opto per i pedali da mountain bike tutto l'anno, ma diciamo che per i fissati del peso sicuramente si può alleggerire ancora di più optando ovviamente per i pedali da strada. Una bicicletta Ventoux il nome, quindi adatta alla salita ma che è anche molto reattiva negli scatti, quindi una bici che può andare bene sia per l'amatore che vuol fare comunque dei giri e degli allenamenti che per chi vuole buttarsi sul racing e quindi sulla gara vera e propria. Easy Ride chiude qui. Se vi è piaciuto il nostro lungo viaggio continuate a scriverci perché magari ne ipotizziamo uno anche durante l'inverno un po' diverso. Da Ilenia Lazzaro è tutto, un saluto dalle Grotte di Oliero. Allora con Ivan Pontarolo chiudiamo questi 5 episodi di Easy Rider. In pratica abbiamo potuto vedere le bellezze non soltanto della Val Brenta, ma con la bicicletta si possono affrontare i passi, arrivare ad Asiago e poi dopo circonnavigando questo territorio si arriva inevitabilmente alle Grotte di Oliero. 3 punti fondamentali, Ivan, sono le Grotte di Oliero, Vastagna con la discesa naturalistica che l'abbiamo già raccontata e poi senza escludere la Sinistra Brenta con Solagna e Pove e la casetta sul fiume. Come hai fatto a fare impresa turistica in questo luogo? È stata una mia scelta personale. Volevo creare un qualcosa di positivo e comunque riportare l'esperienza fatta a livello internazionale con l'attività di agonismo in kayak. Io ero uno slalomista del Corpo Forestale dello Stato, ho fatto 20 anni di competizioni e poi comunque volevo lavorare sul mio territorio senza dover fare il pendolare. Da cosa nasce cosa? Un po' di narcisismo, un po' di capacità così anche di avventura e di rischio, e mi piaceva tanto il fiume, avevo anche una grande conoscenza dell'ambito fluviale e mi sono avviato, diciamo, contrariamente a tutte le ipotesi, a tutti i pareri che c'erano, che ero matto lasciare la forestale per mettermi un'impresa così. Insomma, in questi anni poi abbiamo avuto tante difficoltà, tante soddisfazioni. Adesso possiamo dire che a distanza di anni, nonostante molta gente ci abbia voluto bene e qualcuna anche male, siamo riusciti a creare un'impresa con 50 più collaboratori durante l'estate. Soffriamo un po' d'inverno, abbiamo uno zoccolo fisso di ragazzi che lavorano comunque con noi, creiamo una piccola economia sul territorio, ma soprattutto abbiamo dato un'immagine a Val Brenta che è quella di una località strutturata con delle offerte originali che ci invidiano tutti, anche le nostre province e regioni limitrofe. Ma non ti parlo solo di rafting, perché io sono conosciuto molto per attività di rafting,
ma ti parlo anche della speleo subacquea, dei trekking dell'Alta Via del Tabacco, i trekking della Grande Guerra che sono in valle e non ultima la ciclopista dove noi portiamo di nostro 12.000 ragazzi all'anno. Parlavo con il nostro partner del ciclopista, lui fa 26.000 noleggi, metà li facciamo noi. Dunque noi siamo parte integrante anche di questo sviluppo di cicloturismo, siamo amanti della bicicletta assistita perché noi pensiamo che tutti possono camminare, alcuni vanno in bici e tutti possono andare in bici comunque con l'assistenza, con la bici assistita. Non tutti siamo allenati, io stesso faccio dislivelli importanti, mi godo il paesaggio durante la giornata utilizzando appunto l'assistenza elettrica della bici. E così anche diciamo nel nostro sport abbiamo avvicinato tutti al fiume perché il rafting, la canoa sono sempre stati considerati sport per pochi, sport estremi, ci ricordiamo la No Limits, no? Che anche noi in parte abbiamo cavalcato perché a livello mediatico era importante, però il nostro obiettivo era portare tutti sul fiume, vivere il fiume, vivere il nostro territorio. E questo lo si fa cercando di avvicinare le esigenze della gente, ma soprattutto portare tutti, cioè anche le persone non capaci. Tu hai toccato i punti fondamentali delle prime 4 puntate di Easy Rider, cioè vale a dire anche con l'assistenza delle e-bike che riescono comunque ad accontentare coloro che in bicicletta fanno fatica. Ma tutto questo noi arriviamo a cercare di sfruttare quello che è il territorio naturale. Partiamo dalle grotte di Oliero, questo microclima che genera comunque non un'acqua pluviale, ma un'acqua esattamente come un frigorifero. Credo che sia qualcosa di straordinario e rarissimo. Sì, le Grotte di Oliero è una delle nostre eccellenze, un sistema carsico importante, la risorgiva più grande d'Europa, Valchiusana, ma abbiamo fatto anche noi, assieme al Comune, investimenti importanti, cioè il Comune con finanziamento chiaramente nazionale ha fatto un museo di speleologia e carsimo importantissimo, poi noi ci abbiamo messo del nostro, quest'anno abbiamo messo 5 acquari con le specie ittiche, con l'associazione pescatori locale, con il presidente Lubian, abbiamo fatto un anfibiario, abbiamo messo dei sensori per l'acqua, per il pH, per la temperatura, una telecamera, cioè si può vedere anche dall'esterno, da tutto il mondo, anche i nostri oriundi, cioè, scusate, i nostri emigranti possono vedere Vastagna anche da dentro e abbiamo arricchito anche con un percorso di realtà aumentata cablando con fibre ottiche il parco. Qui abbiamo avuto l'aiuto di un contributo regionale, abbiamo vinto un bando perché non ci dà niente, abbiamo fatto un bando con l'amministrazione comunale con un finanziamento importante, chiaramente queste cose non si sanno, però ve le dico e colgo l'occasione, bisogna essere molto attenti ai bandi e cercare di portare a casa delle risorse che ci aiutano a migliorare le nostre strutture. Sono momenti difficili, però nei momenti difficili la spunta sempre chi ha la capacità, la voglia e il desiderio di lottare e di essere innovativo. Detto questo, Grotte di Oliero, Bici Grill. Stiamo insistendo molto che la Valle del Brenta comunque è abbastanza ben fornita, si potrà fare di più in futuro. Grotte di Oliero non è solo visita alla Grotte di Oliero, è un'esperienza che si fa. Uno deve venire una giornata e vivere la visita ai musei, l'industria di archeologia industriale con il Museo delle Cartiere, come dicevo prima il Museo di Speleologia e Carsismo, ma non solo, il parco ha vissuto l'acqua, la frescura, la fauna, la flora, le essenze arboree che ha piantato il Parolini più di 200 anni fa, cioè godersi proprio il momento. E diciamo che Grotte di Oliero è un punto di riferimento importante in questi nostri quasi 20 anni di gestione, abbiamo cercato di valorizzarle, che sia un punto di riferimento per la valle, da lì parte anche l'anello delle Zattere che collega Vastagna a Oliero e poi ci passa la ciclopista, dunque è anche un parcheggio importante, ma non solo, è un punto di riferimento per tutti i ciclisti che ci passano, abbiamo delle attrezzature per la riparazione delle biciclette, già siamo sempre stati luogo di assistenza, di trasporto per chi ha difficoltà e viaggia in tutta Europa in bicicletta
E come dicevo, metà dei noleggi della Valsugana Renda Bike li facciamo con noi, insomma. Senza poi scontentare nessuno, la circonnavigazione non certo lascia perdere altre cittadine, in questo caso Povo del Grappa, Terra degli Olivi e Solagna, che sono anche queste città caratteristiche che poi si appoggiano, diciamo così, in maniera oramai in sinergia con San Nazario, una parte della sinistra Brenta che a volte paga un po' il prezzo, visto che la destra sta offrendo anche molto, e soprattutto questa stazione di Solagna dove qua proprio c'è la base, il cuore della Ivan Team. Io considero il territorio a largo spettro, c'è comunque un territorio unito dal confine austro-ungarico, da Primolano fino a Bassano. E io stesso vivo in bicicletta, anche sbagliando strada, perché magari a ciclopista a volte non siamo fortunati a avere grandi finanziamenti, qualche volta qualche cartello manca, ma questa è una ricchezza secondo me, anche sbagliare strada perché conosci luoghi che altrimenti non avresti modo. E comunque il fatto di Sinistra Brenta, qui si tratta di territorio, di valorizzare e di far conoscere soprattutto ai turisti e comunque gli ospiti attenti anche tutto quello che c'è attorno, perché la mobilità lenta della bicicletta fa questo. Quindi Pove e San Nazario e Solagna non sono escluse. Parliamo invece in chiusura di questo sito, dove in pratica è il cuore pulsante, il know-how oppure il core business dell'Ivan Team. E la casa sul fiume è un mio sogno, io ho vissuto sempre sull'acqua e sono riuscito con numerose, tantissime difficoltà ad acquistarlo, e anche questo luogo dove siamo oggi è la ex night della Casetta Rosa, poi gialla, insomma ha avuto molti sequestri. Qualcuno conosce il percorso, assieme ai miei legali, l'avvocato Padovan, e gli faccio anche un po' di pubblicità perché se lo merita. Ne abbiamo passati di tutti i colori, sia nell'acquisto che nella nostra attività. E, e diciamo che abbiamo riqualificato un'area fatta a rendere accessibile, chiunque può entrare e visitare, chiaramente deve rispettare i luoghi e le strutture, e abbiamo creato questa diciamo country house a picco sul fiume, che è un sito particolarissimo nelle risorgive carsiche dei Fontanazzi, e dopo quelle di Gismond ci sono queste, una portata di 6 metri cubi al secondo in piena 40, in un luogo diciamo quasi magico. E qui abbiamo costruito diciamo la nostra attività principale, perché è un ambiente molto raccolto, seppur anche spartano ma accogliente, e qui abbiamo quelle cose necessarie che il turista chiede. Chiudiamo questo Easy Ride, questi 5 episodi, con l'ultima massima proprio ermetica. La Brenta è di tutti, bisogna lasciarla così come sta, anzi migliorarla se possibile. E questa è una tua provocazione, lo sai che c'è in via di richiesta di autorizzazione della centrale idroelettrica a San Gaetano, che metterebbe in serio pericolo tutto quello che è stato costruito in questi 50 anni, perché io sono così perché sono un ex atleta del Canoa Club a Stagna, e tutti quelli prima di me, compreso il sindaco Perli, il sindaco Moro e tutti quelli che hanno collaborato in questi anni, e tutti gli atleti, e Ferrazzi, e Robert Pontarollo e la Forestale, abbiamo costruito un'immagine attorno al territorio, e togliere fiume, togliere percorsi, togliere accessi al fiume e bellezza e acqua sarebbe un grande delitto. Io spero che gli amministratori, più che i politici, perché i politici possono dare un segno, ma che diciamo, chi valuta questa autorizzazione valuti anche il nostro vivere in valle, che è importante, ma che noi stiamo praticamente copiando, o comunque cercando con un po' più fatica a fare quello che fanno i trentini. Cioè, i trentini investono molto sul territorio, sull'identità che è indelebile. Cioè, se noi andiamo al confine, io ci lavoro con la provincia di Trento e tutti i miei colleghi, è bellissimo, io mi sento trentino da questo punto di vista, perché
investono molto sul territorio, cercano di seguire anche i più deboli, le infrastrutture, la bellezza del territorio e comunque le risorse le investono per far vivere meglio i propri cittadini. Grazie Ivan. Grazie a voi, è sempre un piacere avervi qui con noi.